Sefatia, fi di Matan, Godolie, fi di Pascur, Yucal, fi di Selemie e Pascur, fi di Malchie, ascoltaren le paraules che Geremia stava dicendo al popolo. Il Signore al dice così, che il che sta in queste città al murarà di spade, di fan e di peste, ma quel che saltarà fuori viers dai Caldeos al vivarà. Venga stai la sua vita e sarà per lui anche un rafat, ma al vivarà. Il Signore al dice così, sicur che queste città e sarà consegnata tes griffis des ghiris dal re di Babilonia che le chiapparà. Allora i principi i diseren al re, calmueri per plager quest'om, perché con questo discorso lui fa spier di vigorie alle mans dai oms di guerra che sono restati in queste città e alle mans di tutto il popolo, saltando fuori con questi procs. Di fatto, quest'om non cir per questo popolo la pace, ma la disgrazia. Digià allora il re se decie, ve lo chite su vostri mans, perché il re non ponuie quintri di vuatris. Allora loro a brincare in Geremia e lo buttare in tal poc di Malchie fi dal re, che gli era tal curtil des Waitis. A molare in giù Geremia con gli sguardis, tal poc non diere aghe ma paltan, e così Geremia alle giù. E Bedmelech, il cusit, un chiastrat che viveva te chiesa dal re, al venia savè che aveva imbuttato Geremia tal poc. Il re era sentato d'ogni de parte di Beniamin. Allora Bedmelech agli esci da chiesa dal re e fe velar re così. Re, mio paron, che stioms hanno agito mal in tutti che han fatto quintri di Geremia il profeta, che lo han buttato al poc. Lui li drenti al murarà di fan, perché non de poi pan in città. Allora il re ide che stording a Bedmelech il cusit. Meniti da ur 30 oms e tira fuori dal poc Geremia il profeta prima che muori. Allora Bedmelech almenà da ursi oms e allette chiese dal re sotto stanze dal tesaur, al chiappa su pecciose catans e ai buttaiu a Geremia tal poc con gli sguardis. Poi Bedmelech il cusit dise a Geremia, met per plager che specciose catans sotto dai tie bras, per zore de sguardis. E Geremia al fase così. A tirare in Geremia con gli sguardis e lo fasere in salta fuori dal poc. E Geremia si sentata al cortil des Waitis. Allora il re se decì al mandatio le Geremia il profeta e lo faceva venire da prov di sé, te chierce gli entrate de chiese dal Signor. Poi il re dice a Geremia, o voi domandate una robe, non sta platami nuie. E Geremia gli rispondè a se decie, se te dis, non mi faceras tu sicuro morì? Se io ti do un consiglio, non tu mi ascolteras. Ma il re se decie e giurà a Geremia in segreto dicendo, come che le vive il Signore che non sa dare queste vite, non ti facerai morire, e neanche non ti consegnerai tes griffis di che oms che smittin alla tua vita. Allora Geremia dice a se decie, il Signore, Dio des Ghiris, Dio di Israele, al dice così, se tu voleras saltar fuori viers dai sorestans dal re di Babilonia, allora tu varas salve la vita, e queste città non sarà arsinide col fuoco, e tu vivaras, tu e la tua chiesa. Se però non tu saltaras fuori viers dai sorestans dal re di Babilonia, allora queste città te sarà consegnata tes griffis dai Caldeos, che la bruceran col fuoco, e tu non tu stiamparas des lor griffis. Il re se decie e dice allora a Geremia, io hai paura di che giudeos che son passati de bande dai Caldeos, o hai paura che mi consegnin tes lor griffis e che si sbrochin quintri di me? Ma Geremia rispondè, non ti consegneran, ascolta però la voce dal Signore in ciò che io sto per dirti, perché ti ledi drette e che tu vedi salve la vita. Ma se non tu vuoi savendi salta fuori, che sta le che mi ha fatto viodi il Signore. Ve, tutti gli femmini che sono restati ste chiese dal re di Giude, saranno menati denando ai sorestans dal re di Babilonia, e attiantaran. Ti han imbrogliato, e l'han vute vinte su di te, gli oms che tu ti fidavi stant.
I tiepis si son impaltanàs e lor le han tovade. Dutis li stos feminis e i tiefis e saran striscinàs denant ai caldeos, ma tu no tu stiamparàs des lor grifis. Propit. Tu saràs consegnat des grifis dal re di Babilonie, e cheste citat e sarà arsinide dal fuoc. Allora se decie e dice a Geremie, nisciun non l'ha di sapere questi robis, allora non tu moraràs. E quanche i principi anasaran co hai fevelat con te, e avvignaran di te, e a ti digeran, continus par plager ci che tu has diti al re, cence platanos nuie se no ti copin, e c'è che il re ti ha dite a ti. Tu risponderas così. Ho soilata presentai al re la mia preghiere, per no che mi faci tornate chiase di Dionate a morire. Di fatto tutti i principi a venire di Geremia lo interpellarin, ma lui rispondè proprio con che speraulis che aveva ordinato il re. E così lo lasciarono in pace, perché non si ridiava nulla de fevelade. Così Geremia, arrestata al cortil di Svuaites, fin tremai al dì che fu chiappata a Gerusalemme. Allora, quando Gerusalemme fu chiappata,